E niente, mister, è destino che poi contro la Virtus si vince e fatalità poi si passa anche il turno. Sì, sì, abbiamo passato il turno, siamo contenti, è stata una partita durissima contro una squadra forte che in questo campo soprattutto ci mette sempre in grande difficoltà. I ragazzi sono stati bravi a reggere un secondo tempo dove chiaramente ci hanno schiacciato, ma siamo contenti, insomma, sono stati soprattutto bravi nel primo tempo a fare i 2 gol, ma in generale nella gestione che non era facile. Ascolta, so che non ti piace parlare di arbitri e non voglio parlare di arbitri, però forse è stata esagerata l'espulsione su Memedi, forse c'è stato un po' di velocità di decisione di troppo, che poi in effetti ha messo in difficoltà anche la squadra perché era appena iniziato il secondo tempo. Sì, non lo so poi nell'episodio se Memedi abbia detto qualcosa. So che nel momento in cui vinci 2-0 e entri in campo bisogna essere più bravi magari delle volte a mordersi la lingua e a non dire niente, anche perché aveva subito fallo, quindi non lo so, dispiace. Ascolta, veniamo alla partita. Il 2-1 è un risultato fondamentalmente giusto, nel senso che sicuramente la Virtus ha fatto la sua partita e ha meritato probabilmente di fare il gol, ma noi abbiamo certamente meritato di vincere. Beh sì, primo tempo quando eravamo 11 contro 11 io credo che abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo fatto gol, abbiamo meritato, abbiamo tenuto il campo, che è chiaro. Secondo tempo con un uomo in meno siamo andati in difficoltà con una squadra che va forte, che gioca bene, perciò siamo stati bravi a reggere perché comunque poi dopo nelle letture sono stati bravi in campo a tenere palla quando si doveva e il gol subito insomma ci stavano spingendo tanto quindi. Ecco, delle letture, l'ultima domanda, poi ti lascio andare perché insomma è una serata bella, concitata. Non ci sono state grandissime azioni da gol della Virtus, nel senso che Pavoni non è stato molto impegnato, ha fatto giustamente il suo, però il reparto difensivo penso che ti abbia soddisfatto nelle letture del gioco. Ma mi ha soddisfatto tutta la squadra a livello difensivo. Se pensiamo alla partita di andata che abbiamo fatto qui, abbiamo sofferto molto di più le palle gol che hanno avuto. Oggi in effetti hanno avuto un dominio nel secondo tempo di campo, ma era inevitabile con un uomo in meno. E quindi tutto sommato, se guardiamo anche le occasioni, probabilmente il risultato è giusto. Se guardiamo un po' il possesso palla, cose che poi in realtà contano poco, hanno avuto il predominio loro, però torniamo a casa con la vittoria noi. Ecco, adesso eri in dubbio se fare l'ultimo allenamento martedì o meno, lo farai perché mercoledì si gioca e quindi c'è poco tempo per riprendersi perché queste sono partite durissime, voglio dire, i ragazzi escono sulle gambe. Come fai a rimettere in piedi la squadra e soprattutto stai già pensando a come sostituire Memedi? Ma sulla sostituzione di Memedi, insomma, noi siamo abbastanza contati, ma fortunatamente davanti abbiamo altri ragazzi che stanno facendo bene. Cristian oggi è entrato molto bene, è stato utile. Come si recupera? Semplicemente si recupera con l'entusiasmo di aver fatto una grande gara e staccando completamente un giorno e poi martedì ci ritroveremo per fare qualcosina di rapido per essere pronti per mercoledì. Grazie.